cominciavo a suonare la chitarra, quindi 68, 69, c'erano i Cream. I Cream erano famosissimi in quel tempo, erano sonorità strane, misteriose, una roba, non si capiva bene come ottenesse questi suoni, insomma, sempre il mago, sempre con quei personaggi che continuano a essere, chissà per quale motivo, i 60 anni che aveva detto, tanto che è morto, che ora